Buongiorno, buon venerdì 21 luglio, la pagina veneziana della nostra rassegna stampa: grandine, danni per milioni, decine di alberi caduti, colpiti l'ospedale di Dolo e le case private, 28 persone leggermente ferite dalle palle di ghiaccio. Vedete il muro di questa casa, proprio è una cosa incredibile, si vede che è venuta proprio laterale. Guardate i danni, i danni che ha fatto, è una cosa proprio, è una cosa spaventosa. E andiamo a vedere anche le altre notizie della nuova di Venezia e Mestre. Scontro comune Ryanair sulla tassa d'imbarco, si continua ad andare avanti su questo fronte, e anche altri giornali se ne occupano. Poi ci sono anche le altre notizie di cronaca: il cadavere che affiora nell'Adige morto misterioso a Cavanella, non si sa ancora, a Chioggia, e la scomparsa. Si è spento il prof caduto dal tetto, indaga lo Spisal, e il lutto, muore a 20 anni per un lupus Cavazzere, piange Scerani. E la maglia del Venezia, il testimonial è Arrigo Cipriani. Andiamo su Gazzettino. Ok, eccolo qui. Nord-est, bombe di grandine, violenta tempesta devasta Veneto e Friuli, palle di ghiaccio di 10 cm di diametro, auto spaccate, tetti divelti in pezzi, finestre, persiane, 110 feriti, agricoltura in ginocchio. L'intervista al meteorologo: è normale dopo tanta affa. È normale, dice lui, dopo tanta affa. Chicchi così grandi da qualche anno è un fenomeno sempre più frequente, perché da qualche anno un fenomeno sempre più frequente è proprio l'affa. E poi altre notizie che comunque vanno di pari passo al maltempo. Vedete sotto che una persona che va a controllare i danni subiti dal fotovoltaico precipita, ed è grave, quindi bisogna stare attenti anche a muoversi così. Il PNRR, via libera dell'Unione Europea, la terza rata, slittano 500 milioni. Vediamo un po' anche su Corriere del Veneto, c'è da partire dalla fotonotizia al titolo: oltre 100 feriti dalla grandine, auto distrutte, case scoperchiate, fotovoltaico in pezzi, danni della mini vaia. È stata già soprannominata la mini vaia, e quindi eventi simili sempre esistiti. Ciò che colpisce è la frequenza, cioè ci sono sempre stati, è vero, ma una volta succedeva forse ogni qualche anno, adesso invece succede ogni anno. Il corpo senza nome che spunta dall'Adige, anche qui, e morì volando dalla finestra. Si torna a indagare su Lucia. Invece qui vedete l'altra fotonotizia: il granchio blu, l'alieno che divora vongole e cozze. C'è stato un vertice tra regioni, e anche qui se ne parla perché è un flagello effettivamente che crea problemi alla pesca. Andiamo a prenderci anche la pagina veneziana, vedete che sono tutte Venezia, Treviso e Padova. Anche noi, granchio blu, vertice al distretto pesca, ne abbiamo parlato, e poi ci sono tutte le altre notizie che potete trovare scorrendo la pagina. Ci sono le notizie di ieri, di oggi, vedete Ivan Morgillo alla Gemini Basket, Mestre, e queste sono notizie di sport, ma trovate un po' di tutto qui, naturalmente anche sulla pagina di TG Plus, di Notizie Plus, e poi c'è anche il TG Plus. Insomma, sono due portali. È tutto anche per questo.